Mi mancano 11 anni di marchette, di contributi, perché del genio non si è tolto da Umana, dalla mia società. Mi sono tolto dal comune e non mi so pagare neanche i contributi. E adesso vado in pensione con meno soldi, questa è la realtà. Io sarei quello che dovrebbe rubare. Cioè questa è un'infamia che mi porterò nella tomba a prescindere da come finirà. Però continuo a credere nella magistratura. L'indagine della Procura di Venezia rimane una ferita aperta. Lo sfogo del sindaco Luigi Brugnaro arriva improvviso, nel mezzo di un discorso di oltre mezz'ora, tenuto prevalentemente a braccio durante la conferenza stampa di fine anno. Ma l'ombra dell'inchiesta Palude si allunga anche sul 2026. Tra gennaio e marzo sono già state fissate 3 udienze in tribunale che accompagneranno inevitabilmente la prossima campagna elettorale, perché quella al municipio di Mestre e per Brugnaro anche l'ultima conferenza stampa di fine anno da sindaco. Noi lasciamo una città sana, lasciamo un'organizzazione pulita, lasciamo dei dirigenti, dei dipendenti valorizzati, carichi, io li ringrazio tutti. L'intervento del sindaco, preceduto da quello di assessori e consiglieri delegati, ognuno su quanto fatto tra le materie di propria competenza, diventa presto anche un bilancio di 11 anni di amministrazione della città, un viaggio lungo 2 mandati elettorali che il Covid ha allungato oltre il decennio previsto. Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana. Gli esponenti della Giunta Brugnaro sostengono che da quel 2 luglio del 2015 c'è stato un lavoro continuo che ha migliorato la situazione in ogni campo, dai conti pubblici ai servizi ai cittadini. Questo nonostante le continue proteste, dice il sindaco, di partiti di opposizione, comitati, associazioni varie. Ma può essere che una città va avanti così? Cioè, una città non va avanti con questa gente qua, non andiamo da nessuna parte, ragazzi, andate a votare, mi adesso confino il mio mandato, adesso per 6 mesi, però vi imploro, vi prego, cioè, non date di nuovo la città in mano, perché questi giapponi in 6 mesi adesso fanno un lavoro in 12 anni. Guardate, distruggere ci metti un attimo, costruire ci metti 10 anni. Abbiamo una città che è a posto adesso. E su una delle ultime polemiche, la nomina di Beatrice Venezia direttrice musicale della Fenice, Brugnaro lancia un'idea. Facciamo una tournée all'estero con l'orchestra e la Venezia che dirige. Paghiamo noi, trovo il sistema, Comazzi, gli faccio tirare fuori i soldi al governo, da qualche parte gli troviamo uno sponsor, qualcosa, andiamo a fare un concerto all'estero, in maniera tale che siamo in campo neutro, per capirci. Pensavo adesso i sospetti oggettivamente penso li avreste anche voi, e vediamo effettivamente se si riesce a trovare una qualche forma di minimo di convivenza. La Fenice sarà uno degli ultimi nodi da sciogliere prima della fine del mandato e l'inizio di una nuova fase. Andremo a votare a maggio e dopo mi occuperò un po' della mia famiglia, che francamente ho 5 figli, e poi la mia azienda, il mio lavoro, le mie passioni che ho lasciato da parte. Poi quando avrò finito, spero il prima possibile, ma sarà ai tempi della magistratura, cioè va bene, cioè, quando avrò finito continuerò a occuparmi di politica.